Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Ricorre oggi il 150° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo, prete cattolico, ma soprattutto raffinatissimo e coraggioso uomo politico siciliano, fondatore del Partito Popolare Italiano, antifascista, convinto autonomista. Dopo la caduta del fascismo, l'unico incarico che accettò fu quello di giudice dell'Alta Corte per la regione siciliana. In un famoso articolo scritto sul Giornale d'Italia parlò delle tre male bestie che distruggevano il nostro paese: la partitocrazia, lo statalismo e l'abuso del denaro pubblico. Lo ricorda il presidente della regione, Nello Musumeci. La politica come servizio, dichiara Musumeci, è la convinzione profonda che il risorgimento del sud della Sicilia debba essere fondato sul protagonismo degli stessi meridionali. Vorremmo aggiungere a questo ricordo una proposta al presidente Musumeci. Nel ricordo di Sturzo, che ne fu a lungo componente, la regione siciliana organizzi un grande convegno sull'Alta Corte, sulla sua storia, sulla sua scomparsa e sulla sua mai avvenuta abrogazione. Con 25 itinerari turistici sommersi, 14 parchi archeologici, 75 campagne di scavo, i musei distribuiti su tutto il territorio regionale, la Sicilia rappresenta una tra le realtà più importanti del Mediterraneo per quanto riguarda il turismo archeologico. E delle opportunità dell'archeologia per il nostro Paese si parla in questi giorni, alla presenza dell'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum, che fino al 28 novembre affronterà le tematiche di valorizzazione dell'offerta turistica di questo specifico e prezioso segmento. Il governo regionale sta valorizzando il grande patrimonio archeologico siciliano perché la nostra isola si conferma come meta culturale fra le principali d'Europa, sottolinea l'assessore Samonà. La Sicilia è presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico con un proprio stand. Inoltre è protagonista del primo premio internazionale Sebastiano Tusa, che verrà riconosciuto a personalità di livello internazionale che si sono distinte nell'ambito dell'archeologia e della promozione dei beni culturali. Rialzo dei contagi, soprattutto bambini. Il bollettino settimanale dell'assessorato alla salute conferma la tendenza al rialzo dei contagi, anche se ancora in misura minore rispetto alla gran parte delle regioni italiane. L'andamento dei nuovi contagi in Sicilia nella settimana 15-21 novembre riporta un'incidenza di 77 casi per 100.000 abitanti in 7 giorni, a fronte dei 71 casi della settimana precedente, un aumento di quasi il 10%. Il rischio più elevato si concentra ancora nelle province di Messina e Catania. L'incidenza aumenta in tutte le fasce d'età, raggiungendo i 77 casi ogni 100.000. L'aumento maggiore si verifica però nella fascia di età scolare. In Sicilia gli immunizzati hanno raggiunto il 79,53%. In area medica vi sono 340 persone, 14 in meno della settimana precedente, delle quali 257, ossia il 75,6%, non vaccinate. In terapia intensiva invece su 41 ricoverati, 4 in più della settimana precedente, vi sono 33 non vaccinati, 3 con una sola dose e 5 con entrambe le dosi. Atteso che i non vaccinati sono il 17,99% della popolazione siciliana over 12, ma rappresentano l'80,5% dei ricoverati in terapia intensiva, ne ricaviamo che i non vaccinati finiscono in terapia intensiva con una frequenza circa 4 volte e mezza superiore rispetto alla loro presenza nella società. I vaccinati con 2 dosi sono invece il 79,53% della popolazione, ma rappresentano il 12,2% dei ricoverati in terapia intensiva. Ne ricaviamo quindi che i vaccinati finiscono in terapia intensiva con una frequenza 6 volte e mezza inferiore rispetto alla loro presenza nella società. Facendo un semplice calcolo matematico, utilizzando le proporzioni, i non vaccinati hanno avuto nella settimana di riferimento una probabilità di essere ricoverati in terapia intensiva oltre 30 volte più alta dei vaccinati. Le terze dosi finora somministrate sono 237.000. Messina, recupero della Real Cittadella. Partirà a breve a Messina la pianificazione degli interventi
di restauro della Real Cittadella nella zona falcata. Il governo Musumeci ha infatti dato il via libera alle procedure di affidamento della progettazione, che sarà finanziata con 1.200.000 euro. Complessivamente la Regione ha messo a disposizione 20 milioni di euro sia per il recupero della fortezza sia per i monumenti che ricadono nella zona falcata. Si tratta, dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, del primo passo fondamentale per arrivare alla riqualificazione della Real Cittadella, la tappa più impegnativa per la valorizzazione dell'area. Per troppi anni questo monumento è rimasto nel degrado. Il nostro obiettivo è rendere fruibili quanto prima alcune parti di quell'area di grande pregio paesaggistico e culturale. È un impegno che avevo assunto con i messinesi, ha detto Musumeci, e che mantengo, come ho fatto anche per l'ex ospedale Margherita. I mandati di pagamento relativi ai contributi di una tantum e ai rimborsi per spese di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede durante la pandemia sono già stati emessi in favore degli ERSU siciliani nei giorni scorsi. È la risposta dell'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla all'interrogazione parlamentare sul pagamento dei rimborsi relativi alle spese degli studenti. I presunti ritardi segnalati sono da escrivere, spiegano dagli uffici, ai tempi tecnici necessari alle complesse attività di utilizzazione dei fondi extraregionali e alla rimodulazione dei programmi operativi sui quali sono state imputate le necessarie risorse economiche, iter che si è concluso soltanto lo scorso 3 novembre. Sono certo che gli stessi enti regionali per il diritto allo studio da qui a pochi giorni inizieranno le procedure di pagamento agli studenti. Mostra a New York su Costanza d'Aragona, regina di Sicilia a 800 anni dalla morte. Una grande mostra a New York incentrata sulla figura di Costanza d'Aragona, sposa di Federico II, Stupor Mundi e regina di Sicilia dal 1209 al 1222 e della quale il prossimo anno ricorrono 800 anni della morte. È il progetto al quale sta lavorando l'Istituto Italiano di Cultura di New York, che avrà il patrocinio della regione siciliana. Ne hanno discusso a Palazzo Orleans il presidente della regione Nello Musumeci, l'assessore beni culturali Alberto Samonà e il direttore dell'istituto Fabio Finotti. Il Brass Group, orchestra jazz siciliana, una delle eccellenze musicali della nostra isola, è stato escluso dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. L'assessore regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo Manlio Messina protesta in maniera vibrata contro questa vergogna. Il Brass Group, dichiara l'assessore Messina, da mezzo secolo opera per la produzione e la divulgazione della musica jazz, principalmente attraverso la sua orchestra jazz siciliana, voluta dal Parlamento regionale a partecipazione pubblica fin dal 2006. Non dobbiamo dimenticare, aggiunge l'assessore, che la Fondazione The Brass Group vanta innumerevoli produzioni con artisti internazionali ad alto valore culturale, vanto per la nostra terra. Un'istituzione di tale prestigio non può e non deve subire una mortificazione come questa. L'ultima novità della politica che sembra cabaret è l'alleanza Faraone-De Luca. Il cantante, a tempo perso sindaco di Messina, è il renziano senza più truppe. Uno si candida a sindaco di Palermo e l'altro a presidente della regione. Il senatore di Italia Viva è rimasto senza truppe in Sicilia e soprattutto a Palermo, dove è stato abbandonato anche dai Di Tamaio, di fatto traslocato in Forza Italia. De Luca invece vuole scappare da Messina ed è disposto a qualsiasi cosa pur di ottenere questo risultato, senza perdere la faccia. Il tentativo dei due professionisti della politica è quello di provare ad intercettare un centro insoddisfatto dalle coalizioni tradizionali, ma è veramente improbabile che l'alleanza Faraone-De Luca si trasformi anche solo in un tentativo plausibile. L'obiettivo di uscire dalla contrapposizione tra le due coalizioni non è riuscito neanche a personaggi molto più di prestigio dei due. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.